Quella che poteva essere una strage è stata evitata perché, a detta di Roberto Carfagna, presidente del consorzio Padova Fly Service, le regole utilizzate a presidio di sicurezza hanno retto. Né mi risulta, sottolinea il dirigente, che negli ultimi 20-30 anni ci sia stato un incidente di tale gravità. Per il sindaco Giordani poteva essere un vero disastro se fossero state coinvolte abitazioni o se il velivolo fosse piombato nella strada che è molto trafficata. Il primo cittadino dice di attendere fiducioso le inchieste in corso, una della Procura della Repubblica e l'altra dell'Agenzia Nazionale Sicurezza Volo. Giordani ricorda che l'Allegri è un aeroporto sanitario di primo livello, nonché la sede del SUEM. Capisce ovviamente anche le preoccupazioni e promette di seguire con la massima attenzione l'evolversi dei fatti, in un costante confronto con le autorità preposte e con le istituzioni locali. Anche l'ENAC, l'Ente Nazionale Aviazione Civile, ha chiesto una relazione sull'accaduto. I resti dell'aereo sono stati spostati nell'area dell'aeronautica a fianco della pista dell'aeroporto Allegri. Sulla manovra appare sempre più realistico che la vittima, l'84enne imprenditore comasco Egidio Gavazzi, abbia impostato male l'atterraggio, anche se ritenuto un pilota di esperienza. Quale futuro per l'aeroporto Allegri? Ricordiamo che è una delle 3 basi del SUEM 118 in Veneto, dove da pochi giorni è arrivato un nuovissimo elicottero d'avanguardia. All'Allegri atterrano anche di notte i voli per il trasporto di organi da trapiantare. C'è una scuola di pilotaggio e l'aeroclub.